Buonasera, bentrovati a Meteo Weekend. Dunque, subito diamo un'occhiata al tempo in corso. Oggi parleremo naturalmente dell'alta pressione africana che porterà diverse giornate di caldo, oltre che di sole, ma parleremo un po' anche dell'uragano Ophelia che si sta avvicinando al vecchio continente. Intanto vediamo la cartina relativa alla situazione in corso che, eccola qua, ci mostra, adesso dovrei vederla anche qui sul video wall, eccola qui, ci mostra scarsa nuvolosità dalle nostre parti, appena delle velature, qualche addensamento molto basso dovuto più che altro a foschie e a qualche nebbia notturna, ma in realtà poi si dissipa durante il giorno, rimane così un po' opaco, se vogliamo, per effetto dell'umidità nei bassi strati. Le temperature, come vedete, sono salite comunque fino ai 21 gradi sulla costa, 23 sulla pianura, però guardate, sono destinate a crescere ancora e poi ne parleremo, a raggiungere anche i 25 gradi. Intanto la quota dello zero termico è già salita parecchio, 3.750 metri, ma arriverà ai 4.000 e la prossima settimana potrebbe anche superarli. Per il resto vedete che poco da dire, il sereno che domina su tutta l'Italia praticamente, però è da notare invece sul Golfo del Leone, interessante vedere come il mare più freddo con l'arrivo dell'aria calda fa crea queste nubi basse, queste molto dense che vanno a lambire le coste. Questa è una situazione che da noi in questo momento non si verifica, non si può verificare. Allora, andiamo a vedere l'argomento della serata con un servizio di 8 minuti molto interessante e poi vi dico, naturalmente lo capirete guardando il servizio, poi torniamo in studio e presentiamo gli ospiti con cui trascorreremo la nostra serata. Io sono Simon, Tina, siamo la cooperativa Rogos, che è la cooperativa appunto che gestisce il centro visita della riserva naturale Laghi di Oberdo e Pietrarossa. La serata è una serata, come vedete, dedicata a tutti, ai bambini e agli adulti, una serata che introduce un po' le persone nel diciamo essere dei ricercatori per una notte, perché quello che noi faremo questa sera in realtà è una procedura standard che viene usata quotidianamente dai tecnici faunistici per fare dei monitoraggi sulla fauna. In questo caso quello che spero almeno che riusciremo a vedere, osservare o sentire sono i caprioli, poi forse se abbiamo fortuna i cinghiali e nello stesso periodo, visto che siamo nel pieno periodo dei bramiti, forse avremo la fortuna di sentire qualche cervo maschio in bramito. Come ho detto, lo scopo è quello di vedere, di osservare gli animali all'interno del loro ambiente. Poi facciamo un bel giretto, torniamo in su, facciamo una passeggiata, saliamo su lungo una pista forestale. In questo caso cercheremo di ascoltare un po' il bramito dei cervi e un po' gli animali in notturna che magari cantano in spontanea, e poi veniamo qua, ceniamo e dopo cena c'è l'ultima parte del monitoraggio, che faremo una simulazione del monitoraggio dello sciacallo dorato utilizzando la tecnica del jackal howling, quindi l'emissione di un richiamo al quale si spera che i sciacalli poi rispondano. Buonasera a tutti, ci troviamo all'interno della riserva naturale dei Laghi di Doberdo e di Pietrarossa, una riserva molto particolare perché al suo interno si trovano habitat molto importanti a livello europeo. È uno degli habitat con biodiversità più elevata in Europa. In 100 metri quadrati circa possiamo trovare dalle 60 alle 80 specie vegetali diverse e queste specie hanno bisogno di tanta luce per sopravvivere e per riprodursi. Quindi un problema che si presenta negli ultimi anni è appunto l'incespugliamento. Se osservassimo una mappa della riserva, una mappa tematica, vedremo che ci sono tanti colori. Ogni colore corrisponde a un habitat diverso. Più habitat abbiamo in un'area, più piante, più animali quest'area può ospitare e quindi la biodiversità aumenta. In questa riserva
abbiamo gli unici 2 laghi carsici in Friuli Venezia Giulia. Quello che state osservando è il lago di Doberdò, e la caratteristica dei laghi carsici è appunto la variazione del livello d'acqua durante l'anno. In inverno e in estate i laghi si presentano con un livello d'acqua più basso, in primavera e in autunno invece il livello dell'acqua sale. Un'altra particolarità di questo lago è il fatto che non presenta né immissari né emissari, quindi l'acqua che riceve arriva solo dalla pioggia e dalla falda acquifera. Ci sposteremo più avanti di qualche centinaio di metri, così potremo tranquillamente sbinocolare e guardare quanti animali possiamo vedere. Prima del vostro arrivo, prima di cominciare, vi dico la verità, io avevo già individuato una femmina di capriolo che stava pascolando laggiù in fondo, che c'è un praticello più avanti a noi, ed era tranquilla. Speravo che rimanesse su ancora un po' per farvela vedere subito, ma in realtà si è spostata un po', ma non vi preoccupate, riusciremo sicuramente a individuare qualcosa. Diciamo, questa è un'attività di monitoraggio che si fa per conto dell'Università degli Studi di Udine, del gruppo di ricerca Dottor Filacorda, gruppo sulla ricerca dei grandi carnivori, di cui faccio parte, e questa è una tecnica di monitoraggio per lo sciacallo dorato, si chiama il jackallowing, e tramite l'emissione della registrazione appunto del suono territoriale del sciacallo dorato facciamo praticamente un monitoraggio della specie, quindi cerchiamo di capire dove la specie è presente sul territorio. Purtroppo utilizzando questa tecnica non si riesce a capire la numerosità degli individui, non si riesce a stimare in maniera precisa, bisognerebbe utilizzare altre tecniche, quindi la registrazione tramite apparecchiature specifiche della risposta, e poi con una pulizia del suono e alcuni diciamo, procedimenti algoritmici calcolare l'esatto numero degli individui che ci rispondono. La tecnica di monitoraggio è molto semplice, quindi abbiamo dei file che possono essere o di un individuo singolo, di una coppia, oppure, come nel caso dell'emissione appena fatta, di un gruppo di individui, quindi un misto tra giovani e adulti, in cui praticamente si fa questa emissione della durata di circa 30 secondi, durata 5 trial, quindi praticamente si fa un'emissione di 30 secondi intervallata da 3 minuti di ascolto, ripetuta per 5 volte. Al termine dell'ultima emissione generalmente si attende un tempo superiore, relativo più o meno di 5 minuti, per avere una conferma della presenza o meno della specie. Abbiamo ottenuto una risposta di un numero di più o meno di un gruppo di 4 individui circa, una risposta molto
molto pulita, molto bella, molto lunga, superiore come durata ad 1 minuto, e abbiamo notato la presenza di diversi tipi di individui, sia di adulti che di giovani. Questo si denota anche dal timbro vocale, che è leggermente diverso, molto più stridulo nei giovani rispetto a quello degli adulti, e quindi anche in questo caso abbiamo confermato l'avvenuta riproduzione di un branco all'interno della riserva naturale Laghi d'Oberdo e Pietrarossa. Allora, abbiamo concluso i monitoraggi, abbiamo avuto un bel risultato, una bella risposta dallo sciacallo dorato. Ringrazio tutti i partecipanti e questi e altri temi verranno ulteriormente approfonditi durante la trasmissione. Allora, i due protagonisti del filmato sono qui con noi stasera. Ho giusto il tempo di presentarveli prima di andare in pubblicità. E allora, sono con noi Tina Kleinschek, naturalista e presidente della cooperativa Rogos, che gestisce la riserva naturale dei laghi d'Oberdo e Pietrarossa che avete visto, e poi Simon Ferfoglia, faunista e facente parte anche lui della cooperativa Rogos. Ragazzi, buonasera, grazie di essere qui e grazie anche per avermi invitato a seguire il monitoraggio. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo con le previsioni del tempo e poi parliamo con loro. Allora, andiamo subito a vedere il tempo che farà nei prossimi giorni, naturalmente nel weekend. Possiamo passare alla prima carta perché questa invece ci porta alla situazione in corso per quanto riguarda l'uragano Ophelia. Ne avete sentito parlare nei giorni scorsi, lui sta qua, ecco lì vedete quella bella girandolona. Certo sembra piccolo rispetto alla grande bassa pressione più a nord, però in realtà lì i venti sono più forti. Qual è il suo destino? È di risalire, e qui vedete le traiettorie calcolate dal NOAA, dal National Oceanic and Atmospheric Administration americana, e ci mostra come se ne andrà verso est, poi piegherà verso nord-est e andrà a colpire più direttamente l'Irlanda, le isole britanniche, però in realtà quando sarà da quelle parti sarà già declassato, avrà già perso molta della sua forza. Questo però non vuol dire che là non creerà dei problemi con maltempo anche accentuato. Intanto questa è la situazione, lo seguiremo nei prossimi giorni perché comunque è un fatto abbastanza non così frequente vedere un uragano che risale dalle nostre parti. Andiamo allora invece alla situazione più generale per quanto ci riguarda. Abbiamo alta pressione, fronti perturbati molto a nord, questa alta pressione tenderà a rinforzarsi ancora. Questo è il radiosondaggio di oggi con una specie di piccola inversione intorno agli 800 metri di quota, per il resto aria secca in quota, un po' di umidità in più naturalmente nei bassi strati, classico tempo anticiclonico che dicevo tenderà a diventare ancora più incisivo nei prossimi giorni. Andiamo a dare un'occhiata subito al tempo previsto per la giornata di domani. Cielo sereno su tutte le zone, al massimo, proprio per essere puntigliosi, anche per dire qualcosa, perché con queste alte pressioni si rischia di fare copia e incolla, qualche locale velatura sulle zone più orientali, per il resto bel tempo, foschie notturne, qualche locale nebbia, chissà anche qualche banco basso, ma è più o meno la stessa cosa. Le temperature domani salgono, potrebbero raggiungere i 25 gradi in pianura, quindi insomma si è aperta questa fase che chiamo la piccola estate di questo ottobre, con lo zero che va a lambire i 4.000 metri. Domenica, e passiamo pure alla carta successiva, direi che non cambia nulla, sereno ovunque, solite foschie e anche solite nebbie notturne, qualche banco basso il primo mattino, poi in giornata tutto si dissolve, rimane sereno con i venti deboli a regime di brezza e le temperature che continuano a rimanere molto elevate. Farà caldo in quota con lo 0 a 4.000 metri, ma anche in pianura e sulla costa con 24-25 gradi. Naturalmente un caldo di questo periodo di ottobre, ma non è un caldo
poco significativo, anzi passiamo pure avanti. Per quanto riguarda il Triveneto possiamo andare veloci perché il tempo sarà omogeneo su tutto il Triveneto, su tutto il nord-est e anche su tutta l'Italia praticamente. Comunque bel tempo con queste foschie e nebbie notturne, e anche la domenica c'è poco da dire in questo caso. È chiaro che un po' di nebbia in più si può addensare sul basso Veneto come al solito, ma insomma comunque tempo stabile. Passiamo pure ecco, questa è la situazione di domenica, anch'essa buona naturalmente, con le stesse condizioni. Farà caldo ovunque. Andiamo pure alla carta successiva, e qui abbiamo i venti che sono deboli, variabili. Queste sono le ore centrali, il mare è calmo, e quindi anche qui poco da dire, se non che anche l'indice UV, ecco, quello fa vedere che la stagione va avanti, è basso chiaramente perché il sole comincia ad abbassarsi anche sull'orizzonte. Passiamo pure avanti. Domenica, anche in questo caso non cambia niente, venti deboli variabili, mare calmo, al massimo quasi calmo. Ecco, ci interessa vedere invece più avanti cosa potrà succedere, e direi di passare allora alla carta successiva con la bassa pressione di Islanda che se ne sta molto lontana, e praticamente mercoledì ritroviamo ancora un campo livellato di pressione. E qui devo dire che fra i modelli ci sono visioni un po' diverse, nel senso che il modello americano vede un certo cedimento dal giorno 19-20, e quello europeo invece di Reading vede addirittura un nuovo rafforzamento per alcuni giorni, con massimi di alta pressione che di nuovo vanno a rimontare anche sul nord Italia. Naturalmente staremo a vedere. Intanto ecco qua gli scenari di lungo termine che sono basati sul modello americano, e che quindi ci fanno vedere la possibilità di una maggiore probabilità che riprenda qualche fenomeno piovoso solo dal 19-20. Come vi ho detto, quello europeo neanche lì. Questa è la temperatura che sale, 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 poi tende ad abbassarsi piano piano. Comunque è certo che per diversi giorni avremo caldo e sole e caldo. Questi sono gli scenari multimodel, e qui mostriamo proprio come il modello europeo tende a stare un po' più in alto anche come temperatura. Bene, passiamo pure avanti per concludere con i nostri riepiloghi. Bel tempo sempre, da lunedì a mercoledì, se proprio dobbiamo dire. Ci sarà forse un incremento dell'umidità nei bassi strati tra martedì e mercoledì, con qualche nebbia in più, foschie un po' più dense, e forse anche qualche banco basso che riesce a risalire un po' di più sulla pianura, e poi però di nuovo si dissolve nelle ore più calde. Montagna bel tempo, qualche velatura venerdì, zero termico sopra i 4000 metri, temperature che arrivano ancora ai 25-24 gradi, e poi per effetto dell'umidità e di qualche velatura calano un po'. Passiamo all'ultimo quadro per concludere. Eccolo qua, guardate, tempo un po' più grigio tra giovedì e venerdì forse, con delle velature in quota e anche qualche addensamento basso e nebbie nella pianura alla costa, quindi diventa un po' più grigio il tempo. E poi però nel weekend, se ha ragione il modello europeo, torna il sole fino a 26 gradi, e quindi è una situazione, come dico sempre, da seguire. Fatelo, seguiteci già da ore 7 lunedì mattina presto. Col tempo è tutto, noi torniamo, abbiamo visto i nostri ospiti, li abbiamo presentati, ma adesso iniziamo proprio con Tina Kleinschek, perché tocca a lei, presidente della cooperativa Rogos, descriverci un po' la riserva naturale Laghi di Doberdò e Pietrarossa. A te la parola. Dici qualcosa sull'habitat, naturalmente sul territorio, ma anche un po' come è nata questa riserva. Grazie. Sì, la riserva è nata nel 1996 ed è molto interessante dal punto di vista sia naturalistico che storico. In particolare dal punto di vista naturalistico ospita gli unici due laghi carsici del Friuli Venezia Giulia, che sono il lago di Doberdò e il lago di Pietrarossa. Oltre a questo, sempre nella stessa area della riserva, che non è particolarmente grande, infatti misura 726 ettari, troviamo anche habitat più secchi, per esempio la landa carsica, che è un habitat importante a livello europeo, perché appunto presenta una biodiversità molto alta e presenta al momento anche diverse problematiche come l'incespugliamento. Sì, abbiamo visto i cespugli, non mi ricordo più il nome. Scotano, rossi, ecco, quello rosso è lo scotano, sì, che è quello che più si sta espandendo in questo momento. E quindi dovete intervenire proprio si sta incentivando il pascolo della landa appunto per contenere la sua espansione.
Ecco, qui vediamo il lago, non sempre così bello, a volte... In questa foto si presenta pieno, sì. Esatto. Ecco, no, tu nel documentario spiegavi la questione dell'acqua, come arriva, no, a questi laghi. Sì. Non ci sono emissari, non ci sono emissari, non c'è Né nulla. emissari né immissari, praticamente il lago pesca acqua un po' dalle piogge e soprattutto dalla falda acquifera, soprattutto del fiume Isonzo e del Vipacco. Quindi c'è una risalita, una sorta Esatto, di risalita, sì. No? Una sorta di risalita. Com'è la qualità di quelle acque? È abbastanza buona, sì. Sì, al momento sì. Ecco, quindi veniamo all'aspetto proprio naturalistico che è il tuo pane. Che cosa, in un territorio del genere, cosa ci aspettiamo? C'è l'acqua, quindi c'è zona umida, ci sono sia zone umide carso, che collabora, zone secche. ci sono tante cose. Esatto, sì. Essendo il carso caratterizzato dalla presenza di rocce calcaree, la presenza d'acqua è abbastanza limitata, perché la roccia calcarea è fessurata e quindi appena piove l'acqua percola subito in profondità, non rimane a disposizione in superficie. E quindi i due laghi rappresentano un unico in regione e sono molto importanti per tutti quegli animali che hanno bisogno, per esempio, dell'acqua per riprodursi. Sì. Qui abbiamo visto nello scorrere delle immagini anche il centro visite, sì. Che ha un'esposizione anche, no? Ecco, ricordiamo, si chiama il centro visite Gradina, è una bellissima struttura in pietra, peraltro, proprio calcarea, tra l'altro visto il luogo. Ecco, qui vediamo un pezzo del camminamento che abbiamo fatto anche noi. Era una cava, giusto? Era una cava, sì, dismessa. E negli ex uffici della ditta Solvay poi sono stati recuperati e hanno realizzato il centro visite Gradina, che presenta sia un ristorante, un museo storico-naturalistico e delle sale, una foresteria. Abbiamo approfittato del ristorante, devo dire, con soddisfazione. E qui vediamo l'ambiente, molto bello in realtà, perché in giornate limpide c'è anche una bellissima, cioè si riesce a vedere in profondità. Qui vediamo la flora, che è un po' il tuo, dopo abbiamo il faunista, ma la flora. Cosa possiamo trovare come piante tipiche in quella zona? Soprattutto, per esempio, nella landa carsica troviamo tutte quelle piante che hanno bisogno di luce in tutto l'arco della giornata per sopravvivere. E piante che sono poi, con l'evoluzione, si sono adattate a sopravvivere molto bene in ambienti poveri di nutrienti, ma soprattutto poveri di acqua. Ecco, lì adesso si apre un momento molto bello, penso, per i colori, come anche a me è capitato di andare in primavera, ci sono anche delle belle fioriture, in realtà, fioriture molto colorate, soprattutto di tante specie, nello stesso momento, perché come biodiversità la landa è estremamente varia, ha una biodiversità alta, infatti troviamo dalle 60 alle 80 specie. Se facciamo un censimento. Lì diciamo, c'è un'attenzione naturalmente a preservare l'ambiente, ci sono state reintroduzioni o lì proprio anche la presenza di fauna, poi ce lo dirà anche Simon, ma è spontanea, diciamo, del tutto spontanea? No, la flora è assolutamente spontanea, sì, non c'è stata nessuna immissione. E questo può avvenire per esempio se l'habitat si presenta idoneo a una specie, questa prima o poi o col vento o con gli altri animali può arrivare e quindi trovare il suo posto. Ecco, guardate, poi affronteremo, vedete qui della gente che cammina, noi stessi abbiamo, io ho partecipato a questo monitoraggio che però è un monitoraggio che è fatto sì dagli esperti, come Simon che parlerà tra poco, ma in realtà accompagnato anche da visitatori, quindi questo è un altro aspetto interessante, lo avete visto già quando siamo andati in Varresia con Marco Favalli, altro faunista, anche in quel caso il Parco delle Prealpi Giulie organizza diciamo, queste visite insieme ai faunisti per mostrare come si fa un censimento e come si lavora insomma, per contare gli animali, le specie e i numeri degli animali che vivono nelle varie riserve. Ora ci fermiamo per la pubblicità e poi sotto col nostro esperto di fauna, tra poco. Eccoci qua, allora la fauna, torniamo alla riserva naturale, siamo alla riserva dei laghi di Doberdo e Pietrarossa,
Parliamo di fauna, naturalmente lo facciamo con Simon Ferfolia, che avete visto nel documentario di prima. Lui collabora con l'Università di Udine, insomma, con molte, ma è anche della cooperativa Rogos, per cui tra l'altro vive lì e quindi conosce il territorio, non che vive all'interno della riserva, ma vive a Doberdò, quindi praticamente conosce il territorio come le sue tasche. Ecco, allora io ti chiederei proprio qual è la fauna che possiamo incontrare, un po' l'abbiamo vista, ma qual è la fauna che possiamo incontrare nella riserva e quali sono gli aspetti scientifici che in parte hai già spiegato, l'importanza di contare questi animali e di verificare quante specie vivano all'interno. Beh, come ha detto giustamente Tina, la riserva naturale è una riserva molto ricca di biodiversità. Abbiamo tantissimi ambienti molto diversi, partendo dalla zona umida vera e propria del lago. Abbiamo una ricca zona di landa carsica con appunto le specie tipiche di landa collegate appunto con questi ambienti secchi, questi ambienti prativi, una zona ecotonale molto ricca di zone cespugliose, quindi adatte a specie che vivono in questi ambienti misti, e poi una zona di bosco, sia bosco misto, quindi bosco di latifoglie prevalentemente, che boschi di pino nero, e poi ovviamente anche una parte di roccia sopra gradina, quindi tutte specie animali che possono vivere in questi ambienti diversi. Abbiamo visto anche il camoscio poco fa. Esatto, il camoscio è una delle specie particolari di quell'ambiente. Come hai detto tu giustamente, che hai chiesto la domanda se sono state reintrodotte specie, no, anche dal punto di vista faunistico non ci sono state reintroduzioni, tutte le specie sono comparse naturalmente e sono naturalmente presenti da tempi storici. C'è un aspetto conservativo, se vogliamo, adesso. Esatto. Ecco. Anche per esempio il camoscio è uno degli ultimi arrivati, per esempio della zona del Carso di Doberdò, proveniente dalla popolazione del Monte Armada a Duino, una popolazione che ormai sul Carso conta circa un centinaio di individui, e quindi anche in questo caso abbiamo la presenza di una popolazione di circa quindicina di individui anche nella nostra riserva. Ecco, naturalmente non solo mammiferi, ma abbiamo visto anche dei rettili molto belli, abbiamo visto anche la vipera del corno, che comunque è un bel rettile, vogliamo dirlo, no? Assolutamente, da un punto di vista visivo è molto 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 interessante, molto bella. È un po' di chirotteri qua. Esatto. Beh, ecco, qui dove li troviamo in particolare? Beh, allora, i chirotteri li troviamo sia nelle grotte naturali, quindi essendo comunque un territorio carsico, c'è una forte presenza di grotte, di anfratti rocciosi, eccetera, in cui questi chirotteri, varie specie di chirotteri, trovano il loro habitat ideale. E poi ovviamente li troviamo nei vecchi bunker militari ormai dismessi, eccetera, in cui anche in questo caso trovano il loro riparo e si possono tranquillamente osservare soprattutto durante la fase di riposo diurno, durante il loro riposo, appunto. E invece avifauna abbiamo visto anche qualche uccello. Tra l'altro, quando siamo andati a fare il monitoraggio, a un certo punto tu dicevi ecco che si stanno tuffando gli uccelli acquatici nel lago, no? Però tra l'altro non solo uccelli acquatici, ma ho visto qua altre specie. È abbastanza ricca anche di avifauna. Molto ricca, perché per l'appunto avendo questa diversità ambientale abbiamo una buona presenza sia di anatidi, quindi germano, piuttosto che l'alzavola, la marzaiola, eccetera. Una buona presenza di uccelli limicoli, quindi quelli che vivono negli ambienti ripariali, quindi si parla di caradriformi, piuttosto il chiurlo, piuttosto che si vede molte volte certi aironi, l'airone cenerino per esempio, la garzetta che ogni tanto compaiono. Abbiamo una buona presenza, per esempio la schiribilla, il voltolino, oppure specie per esempio molto, molto legate a questi ambienti umidi, questi ambienti prativi. C'è anche una contaminazione col mare vicino, diciamo, sì, in qualche modo. Assolutamente, soprattutto per quello che riguarda gli anatidi. Tendenzialmente durante la sera si spostano dal mare, da vicino Monfalcone, dal golfo di Panzano, per arrivare poi durante la notte ad alimentarsi oppure a riposare all'interno del lago. Ecco, mentre vediamo queste bellissime fotografie, io direi, Simon, però un po' lo sciacallo dorato ruba un po' la scena, no? L'abbiamo visto anche nel monitoraggio, tra l'altro quella sera è stato di grande soddisfazione sentire la risposta, e ti eri un po' meravigliato anche tu, proprio al primo colpo è stata una buona
una buona risposta. Sì, diciamo più che dalla risposta di per sé, perché ovviamente facendo questo tipo di monitoraggio, sì, lo sento abbastanza spesso, è una specie tipica, caratteristica che ha trovato nell'ambiente della riserva il suo habitat ideale. Mi sono meravigliato della durata della risposta, perché è stata una risposta molto nitida, molto pulita e molto lunga, perché di solito hanno una risposta di qualche secondo, una trentina di secondi, invece questa è durata per un tempo molto molto più lungo. Sì. Come hai detto tu, giustamente, lo sciacallo è una specie che è comparsa anche in questo caso da poco, da una ventina, 20-25 anni circa, con le prime osservazioni negli inizi degli anni '80, e pian pianino ha colonizzato gran parte dell'areale, si trova molto bene sul territorio del Carso perché trova un'ottima disponibilità trofica, quindi cibo, micromammiferi, diciamo arvicole, piuttosto che tutta una serie di animali che preda facilmente, fino ad arrivare poi ad animali di più grandi dimensioni come per esempio il capriolo, specie similari che praticamente possono, Questi sono filmati delle fototrappole, no? Esatto. E tra l'altro tu dicevi che in quel monitoraggio che abbiamo fatto non si poteva riuscire a capire esattamente quanti fossero, ma c'è un censimento, ci sarà per quanto riguarda la riserva, comunque la zona, quanti possono essere gli sciacalli dorati così a grandi... Ma diciamo che noi sia come cooperativa che collaboriamo appunto con l'Università di Udine, che in questo contesto è titolare del progetto di monitoraggio della specie sciacallo, ma collaboriamo anche con altre università. Diciamo che si fanno stime sulla presenza della specie. Ci sono più o meno come densità, una tesi recente ha dimostrato che sono presenti circa da 0,8 a 1,2 sciacalli per 100 ettari. Sì, e quindi si stima che ci sia una presenza di una decina, di quindicina di animali all'interno di questo territorio. Ecco, qui adesso potete parlare tutti e due, ma naturalmente Tina, che è anche presidente della cooperativa, quindi un po' sovrintende all'organizzazione di quelle che sono anche le attività. Tina, questa attività di monitoraggio con i visitatori a seguito, io l'ho trovata già nel Parco delle Prealpi Giulie e in questo caso un'iniziativa estremamente interessante. Ecco, coinvolgere le persone da vicino e far capire, e anche quando magari non si vede l'animale, far capire che non è una cosa così semplice e scontata, no? Ecco, come... Ci sarà naturalmente continuerà questo tipo di attività? Sicuramente riproporremo altre volte questo tipo di appuntamento, ma poi anche altri, sempre cercando di coinvolgere il visitatore e fargli capire come svolgiamo il nostro lavoro di naturalisti e soprattutto perché è importante avere sotto controllo e monitorare bene la situazione della riserva. E con quel bel centro visite immagino che ci sia anche la possibilità, no, di fare incontri interni, conferenze, cosa proponi per l'autunno, diciamo, per la fase autunnale? E la stagione dopo un po' muore con l'inverno, ma chissà, forse anche no, non lo so, chiedo a te. Questa domenica abbiamo già in previsione una visita guidata alle 11 con partenza dal centro visite Gradina, incentrata sui cambiamenti che avvengono in natura quando arriva l'autunno. Quindi l'autunno è la stagione che prepara l'inverno, sia le piante che gli animali adottano delle strategie poi per sopravvivere al grande freddo. E in inverno invece proporremo una serie di convegni al chiuso, però se le giornate sono belle sicuramente faremo altre escursioni fuori perché anche la stagione invernale è molto interessante. Ecco, avete in mente qualcosa per sviluppare ulteriormente diciamo, la riserva? Simon, tu che sei vicino di casa. Sì, diciamo le idee ci sono sempre, non possiamo svelarvele tutte perché ovviamente se no ci rubate un po', no, ma diciamo che le idee ci sono, vogliamo sviluppare un po' anche questo tipo di attività, quindi magari collegarci con il monitoraggio degli uccelli, piuttosto che, soprattutto anche durante il periodo invernale in cui compaiono specie migratorie,
e quant'altro, quindi l'idea è appunto far conoscere il territorio, le persone e farlo visitare appunto, quindi far scoprire tutte le bellezze di un territorio. Guardate questa foto per esempio, anche dal punto di vista paesaggistico il luogo è straordinario secondo me. Allora, è un po' una piccola metafora di quello che è il Friuli, è un luogo piccolo, pieno di varietà, che vanno dalla geologia, perché non possiamo anche dimenticare gli aspetti geologici e che poi si traducono anche in paesaggi splendidi, la varietà della flora, la fauna, il fatto che in realtà sei vicino a delle zone urbanizzate fortemente, però per un attimo sembra di nascondersi, a parte i famosi cavi dell'alta tensione. Speriamo che prima o poi succeda qualcosa. E c'è anche il mare vicino, quindi risente di tantissime fattori. No? Sì, diciamo è interessante per quello, hai parlato anche delle grotte. Sì, diciamo che comunque il Friuli è sempre stata una zona di confine in cui c'è sempre stata una mescolanza di popoli, di luoghi, di persone e quindi soprattutto per esempio quello che riguarda la nostra riserva, la nostra zona, la zona del Carso, ancora di più hanno questa influenza mitteleuropea, chiamiamola certo, così. Certo. Orsi? Orsi è una bella domanda, orsi ci sono. Visto che ti stai vedendo col professor Filacorda in questi giorni. Diciamo che di orsi ce ne sono, non c'è una presenza stabile di orso sul Carso, logicamente ci sono piccoli individui che vanno in dispersione, quindi molte volte qualche soggetto giovane fa la sua comparsa in determinati periodi per poi tornare di nuovo nella sua terra d'origine, quindi la Slovenia. Tina, qua vediamo il breve video promozionale che utilizzate voi che racconta un po' quello che si può fare. Allora, fai un invito, dici anche, insomma, di al nostro pubblico orari di apertura, quando si può visitare e tutto quanto. Allora, la riserva è accessibile liberamente, quindi non ci sono biglietti d'ingresso, non c'è un orario, mentre il centro visite Gradina è aperto venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 di mattina fino alle 10 di sera. Ecco, fino alle 10 di sera c'è un bellissimo, appunto, ci sono anche delle ricostruzioni di ambienti all'interno, quindi vale la pena. Vedete qui la vista aerea, con delle passeggiate semplici, buone per tutti, diciamo, si può godere di questo ambiente. Tra l'altro nei prossimi giorni, avete visto, farà pure parecchio, il clima sarà molto mite, insomma, per cui favorirà, se non altro. Conviene approfittare giusto in questo momento quando lo scotano è rosso. Ecco, vedere lo scotano rosso e non lasciamo solo il territorio alle cimici col caldo. Ecco, va bene, noi siamo arrivati alla fine. Io ringrazio i nostri ospiti, Tina Kleinschek e Simon Ferfoglia. Grazie ragazzi per essere stati con noi, grazie anche per la disponibilità e vi invito naturalmente ad andare a visitare la riserva, Laghi Doberdò e Pietrarossa. Io ho concluso la mia puntata, vi saluto, vi auguro buon fine settimana, venerdì prossimo.